Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti della mattina. Giallo in un'abitazione di via Notarbartolo a Palermo, dove sono stati trovati morti due coniugi. L'ipotesi più plausibile al momento è quella di un omicidio-suicidio. Tragedia a Riposto, nel catanese, dove è stato trovato il cadavere di un 57enne di cui ieri sera si erano perse le tracce. L'uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre stava raccogliendo agrumi all'interno di un terreno. Tentativo di rapina in una pescheria di via Caronda a Catania, dove un uomo ha fatto irruzione minacciando il proprietario con un coltello. Il commerciante però ha reagito cercando di disarmare il malvivente, che intanto lo ha colpito alle braccia, alle gambe e alle spalle. Ci spostiamo a Trapani, dove un ragazzo di 26 anni avrebbe tentato di rapire un bimbo davanti all'asilo dove la madre lo stava accompagnando. Nello zaino del giovane, fermato in tempo dai carabinieri, un'ascia e un coltello. Sospesi i lavori di un cantiere irregolare sull'autostrada A18. Dopo i controlli della Polizia Stradale di Messina è stata applicata una sanzione amministrativa di oltre 1.700 euro. E con questo è tutto, prossimo appuntamento stasera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.